Un progetto di cui non sapevamo praticamente nulla, si fa tanto vociferare in paese ormai da qualche anno di questo accordo sull'area ex Nigi, però come tutte quante le varianti al piano degli interventi, prima di dire si fa deve essere approvata dal Consiglio Comunale. Arriva come una doccia fredda per l'opposizione di Mogliano Veneto la notizia della conferenza stampa per presentare il progetto definitivo di riqualificazione dell'area ex Nigi. Stante le pianificazioni urbanistiche vigenti e previste dal piano d'assetto del territorio approvato dal centro-sinistra, in quell'area si era tolta la possibilità di far sorgere un centro commerciale e abbassato a 1500 metri quadri la possibilità di costruire, contro i 4000 previsti. Dato il mancato passaggio in Consiglio Comunale per l'approvazione della deroga al piano, l'opposizione promette battaglia. Purtroppo questa possibilità non ci viene data perché il sindaco a colpi di maggioranza pensa già che questo sia un dato scontato, ma vi posso assicurare che un dato scontato non sarà, perché da oggi partirà una battaglia in città molto dura che la porteremo fino a dentro al Consiglio Comunale e non è una battaglia già scritta. Sbagliata per l'opposizione l'idea di un ipermercato che contribuirebbe ad aggravare il traffico sul terraglio già congestionato. Le istanze sono quelle che ci derivano dal territorio, innanzitutto dall'Ascom, che chiede a gran voce che non si costruiscano più medie o grandi strutture di vendita all'interno del territorio, perché sennò il tessuto urbano dei commercianti viene ulteriormente depauperato rispetto a quello che c'è già, ma anche rispetto al traffico su quell'arteria. I cittadini ogni giorno sono vessati dalle code, eccetera, eccetera. E cosa facciamo? Continuiamo a mettere servizi sul terraglio in maniera tale che la gente abbia ulteriori motivi ancora per doverci stare. Non può essere